Le due più forti, quelle che si daranno battaglia fino alla fine della stagione, già contro con entrambe a 9 punti. Chi vince sale su da sola. Amici di Sportisti, ciao da Salvo Geraci, benvenuti al Giovanni Aloisio di Misilmeri, provincia di Palermo, Aspra Geraci, quinta giornata del girone B di promozione siciliana. Due squadre forti, ben costruite. Aspra che già ha fatto un po' di più di fatica contro Mistretta, dove ha perso, e Gioiosa. Geraci invece contro il Gioiosa ha vinto 6-1 in trasferta. Oggi un banco di prova importante per entrambe le due formazioni. Aspra con il 4-3-3 in maglia giallo-verde, Ferrara in porta, in difesa da destra verso sinistra D'Amico, Paolo, D'Angelo, Procida e Cuccia, a centrocampo Santaguida, Palazzo e Bonanno, in attacco Giovanni D'Amico, Alvegiano e Vitrano a disposizione di Giuseppe Correnti. Il Geraci risponde con il 5-3-2, De Miere tra i pali, in difesa Albanese, Chiazzese, Gnassi, Pecoraro e Valor, centrocampo Villar e davanti la difesa con Serio e Gonzales. La coppia d'attacco è formata da Marrone e Velardi. L'arbitro della partita è l'ennese Rosario Pavano, assistito da Filippo Scannella di Caltanissetta e Francesco Di Venti di Enna. Quasi tutto pronto per il calcio d'inizio. Geraci in maglia blaugrana. Il primo possesso sarà in favore dell'Aspra. 5 novità rispetto al 2-2 contro la Super Giovane Castelbuono in Coppa di categoria. Sono 3 invece le novità per Gaetano Mirto, a partire da Chiazzese in difesa. Tra l'altro c'è il debutto in campionato per Franco Villar. In attacco la modifica con Marrone, la classe 2001 tra i bomber della squadra ospite. Ultimi dettagli risolti da parte di Pavano di Enna. C'è un po' di vento qui a Misilmeri. Vedremo un po' se potrà condizionare in qualche modo la partita, per due squadre che non hanno bisogno di presentazioni, che hanno ormai una certa storia nel panorama dilettantistico siciliano, palermitano. Insomma, prepariamoci a una grande partita, tutti comodi. Inizia Aspra Geraci. Aspra che subito conquista una rimessa laterale. La va a battere Cuccia, oggi schierato terzino sinistro, perché mancano sia Marguglio sia Immesi. Marguglio manca per squalifica, dovrà scontare 3 giornate. Immesi invece ha rimediato una botta contro la Super Giovane in Coppa. Giovanni D'Amico subito ad accentrarsi, c'è il recupero però da parte del Geraci con l'avanzata di Sebastian Gonzalez. Il recupero di Paolo D'Amico. Aspra che riparte da dietro, difesa a 5 per Mirto. Procida, D'Angelo, seconda da titolare consecutiva per lui. Paolo D'Amico, pallone largo a cercare Santaguida, rimessa laterale per il Geraci, squadra che ha perso anche lei una partita. Fu la primissima in stagione in casa della Super Giovane Castelbuono. 3-0 l'andata del primo turno di Coppa, poi 4 vittorie e un pareggio. Unica squadra imbattuta nel girone B di promozione, assieme alla Sant'Angiolese, che però ne ha pareggiate 4-4. Palazzo cambia tutto a cercare l'aggancio di Vitrano. Non c'è però. 5 gol in stagione per Antonino Vitrano, mentre il bomber delle Geraci è Marrone con 6.
Rimessa a Geraci che prova a farsi vedere. Bisogna però indietreggiare la battuta della rimessa. Pallone dietro, Villar, l'alzata per Albanese, cerca il cross in mezzo, la va a prendere Procida, cerca l'aggancio Vitrano, alla fine la va a prendere Villar. Ancora Procida a rispondere, la proposta in avanti, tocco dubbio, si continua. Ancora Albanese per Gonzalez, pallone dentro, sempre D'Angelo, l'aggancio tentato da Marrone. Geraci reclama ancora una volta il tocco, sempre Marrone. Gonzalez giù contro Cuccia, arbitro fischia la punizione all'Aspra. Diversi presenti anche nella gradinata dell'Aloisio, arrivati anche da Geraci Siculo, pronti già a incoraggiare la propria squadra. Cuccia prova a difendere, c'era la scivolata da parte di Marrone, 2 su quel pallone, a casa Geraci, il tocco di Villar, il recupero tentato da Albanese, la sponda di Velardi, pallone dietro per Serio, 29 anni oggi, perché i gol da fuori li sa fare benissimo, a dimostrazione del fatto che ha segnato un gol bellissimo contro il Gioiosa. È stato suo il tiro invece in occasione del 2-0 contro il Lascari Cefalupei, è stato un autogol alla fine, però i colpi da parte sua rimangono quelli. Serio a lanciare in avanti verso Marrone, la presa da parte di Ferrara, ancora nessun tiro, ma le intenzioni di entrambe le squadre sono chiare. Paolo D'Amico c'è il lancio in fascia, rimessa laterale per l'Aspra. Tutto ok tra Paolo D'Amico e Serio. E dove c'è la partita? Rimessa laterale affidata a Valor, uno dei tanti italo-argentini del Geraci. Pallone lanciato lungo, il duello con Alvegiano protagonista. Il contrasto con la punizione già battuta da Agnasi, portato da Mirto stesso, dalla Leonfortese. L'anno scorso il salto in eccellenza. Serio calcia! Pallone sopra la traversa. Prima grande chance della partita arriva dai piedi di Serio. Prepariamoci. Uno stop ha fatto! Perché i tiri al volo arriveranno. Gli applausi per Gioacchino Serio. Ha sfiorato un super gol. Alvegiano verso Vitrano, il tocco di Pecoraro, il tocco di Gonzalez un po' in ritardo lì, Albanese finisce a terra assieme a Bonanno. Paolo, messo subito bene, la leggiamo e non succede niente. La battuta della punizione. Pecoraro evita Giovanni D'Amico, il passaggio per Valor in mezzo al campo, la va a prendere Franco Villar, anticipo di Cuccia verso Vitrano, il tacco dietro di Vitrano per Cuccia, poi in diagonale il passaggio per Giovanni D'Amico, il pallone passa ancora Vitrano contro la pressione di Chiazzese, c'è il cross in mezzo di testa Pecoraro, a levar via arriva ancora l'Aspra su questo pallone, Iansi a levar via Bonanno, la sistema, calcia a lui anche al volo, pallone sul fondo, risponde l'Aspra, decisamente meno pericoloso il tiro di Bonanno,
ma i segnali servono, e come in una partita del genere. Tanto si stanno giocando anche le altre partite di campionato. Per esempio in questo momento è arrivato il raddoppio della Super Giovane Castelbuono, 2-0 contro la Sant'Angiolese, partita iniziata alle 15. Si stanno giocando, oltre ad Aspra Geraci, anche Pro Falcone Gioiosa, 1-0. Castelluccese Gorgogna Delia. Alle 16 invece inizierà San Fratello Mistretta, mentre ieri c'è stata la vittoria, la prima in campionato del Lascari Cefalù in casa del Villarosa. Colpo di testa a mettere fuori da parte di Filippo Pecoraro. C'è la rimessa per l'Aspra. Paolo D'Amico a far viaggiare il pallone in mezzo al campo. Cuccia, il Trano accenna di perdita d'equilibrio, il lancio lungo a cercare Giovanni D'Amico, pallone che rimbalza davanti Mirko De Miere, il portierone del Geraci, arrivato dalla Mazzarese. L'avanzata di Serio a superare Palazzo, ancora Serio, giocata contro Paolo D'Amico. Serio, limite dell'area, c'è il cross in mezzo, tocco con il braccio, calcio di rigore, fallo di D'Angelo, calcio di rigore per il Geraci. Tutto guadagnato da Gioacchino Serio nella sua avanzata lungo la fascia dopo il gol sfiorato oltre la traversa. L'opportunità dal dischetto per la squadra di Mirto. C'è Claudio Velardi a calciare dal dischetto. Braccio largo di D'Angelo. Arbitro non ha avuto dubbi. Ultime raccomandazioni a Ferrara. È pronto Claudio Velardi. Tutti in tensione. Velardi, freddissimo, 1-0 Geraci, sesto in campionato. La squadra di Mirto si porta avanti. Sala 6 come marrone, tutti ad abbracciare. Claudio Velardi, il big match si sblocca su calcio di rigore. Il fallo di D'Angelo, il braccio largo del difensore giallo-verde. La rete segnata da Velardi, 1-0 Geraci. Dai Pablo! Paolo D'Amico evita due avversari, compreso Serio. Alza Paolo D'Amico. Santa Guida, passaggio verso l'interno, la prende Gonzalez contro Giovanni D'Amico, non passa. Segna sì contro Alvegiano. Tocco di Santa Guida, adesso Buonanno. Il lancio di Gonzalez verso Gioacchino Serio. Ancora Serio, prova ad evitare Giovanni D'Amico, c'è stato il tocco del difensore dell'Aspra, insiste Valor. Poi Paolo D'Amico in calcio d'angolo. Gara subito accesa. Lo vedete Mirto, ha delle indicazioni ai suoi. Serio a battere. Parte la sua battuta, Palazzo, deviazione pericolosa, tentata la giranta oltre la traversa. Ci ha provato Pecoraro nella speranza di un colpo di testa sotto porta. Cuccia praticamente a regalare il pallone per Marrone. Cuccia recupera, passa dietro.
D'Angelo, Palazzo Allora, comincia. a cambiare verso Cuccia, davanti a Luis Gonzalez. Bonanno tra le linee albeggiano, pallone lasciato dietro, Vitrano prova a piazzarla, esce di poco, pallone debole, ma comunque stava risultando preciso verso la porta di Demiere. Dai, raga. Dai, Totò, dai. Il rinvio di Demiere, di testa d'Angelo, risponde Gonzalez, Palazzo perde palla, riparte il Geraci, Marrone perde un po' l'equilibrio qui, Albanese, classe 2004, Vieni. si va a riprendere la sfera, Chiazzese gira a Pecoraro, la alza a cercare Valor, impossibile da prendere. Paolo D'Amico lungo la fascia, colpo di testa a chiudere di Pecoraro. Mettiti bene, centrale, Paolo D'Amico, schiacciare giù, Giovanni D'Amico non la prende e allora avanza il Geraci con Marrone, buonando da dietro, Marrone verso il fallo laterale, lo prende il pallone Giovanni D'Amico, il tocco fuori. Ovviamente più gente del solito al Giovanni Aloisio di Misilmeri. Per questo Aspra Geraci. Marrone, il palleggio, tocco col braccio, arbitro che però concede punizione all'Aspra. Fallo giocare. Avanti. Procida D'Angelo, Paolo D'Amico, tra le linee la alza Palazzo verso Albeggiano, pallone che rimbalza davanti Gnassi e Pecoraro, l'appoggio per Demiere. Ce l'hai vicino, ce l'hai. Demiere preferisce darla a Pecoraro, lancio lungo fuori con Velardi che ringrazia. Primo quarto d'ora che se n'è andato. Il gol di Velardi sul calcio di rigore al 10° minuto. A terra Marrone, la prende Bonanno. Giovanni D'Amico ad allargare verso Vitrano. Il duello con Albanese, lascia scorrere Vitrano. Punta il terzino della Geraci, arriva Giovanni D'Amico da dietro, la lascia passare. C'è Palazzo da fuori, potrebbe calciare Gnassi, lo ferma senza fallo. Si ferma però serio perché Palazzo sembra essersi fatto male. Carica bene. E pesti tre così. Dai. Il fair play di Serio verso Palazzo che era rimasto giù. Si riprende a giocare. Baccarigna, sì. Alla fine semplicemente per Ferrara. Prima volta che gioca 2 partite di fila Giuseppe Ferrara. Fino adesso si è alternato con Cascione tra le gare di campionato e quelle di Coppa. Gonzalez, Serio, stava per girare verso Velardi, alla fine va a destra, l'anticipo di Cuccia, palleggiando contro Albanese, ma riprende il Geraci, c'è fuori gioco però da parte di Marrone. Calcio di punizione per l'Aspra.
Daccelo uno davanti. Cuccia Sali. a fronteggiare Sebastian Gonzalez. Viene incontro Giovanni D'Amico. Nel recupero, passaggio un po' sbagliato di Valor. Conquista comunque la rimessa il Geraci. La battuta Pablo Valor. Serio, Valor trova Giovanni D'Amico davanti a lui, poi resta giù all'esterno dell'Aspra. La svegliata. Chiede più reattività Mirto a Pablo Valor. La terza presenza in campionato. Si allontana Velardi dalla battuta di Raffaele Palazzo. Pallone dentro, colpo di testa di Valor. Cuccia, Vitrano verso il centro. Un po' spinto in pressione, lancio lungo verso D'Angelo che si va ad inserire. Protegge l'area Valor. Si riparte da Demiere. Non è la prima volta che Aspra e Geraci si affrontano nella storia. Ci fu una sola sfida nell'anno maledetto, quello del campionato fermato in anticipo. Finì 4-3 per l'Aspra in casa del Geraci. Stagione 2021 in prima categoria. Poi l'anno scorso, alla 21-22, entrambe le squadre hanno avuto modo di vincere il proprio girone in prima categoria. L'Aspra è stato nel girone B, il Geraci invece nel girone C. Entrambe al primo posto. Ed entrambe tra l'altro eliminate ai quarti della scorsa Coppa Sicilia. Il lancio di Vitrano a cercare Albeggiano, colpo di testa di Chiazzese, Giovanni D'Amico da fuori sul fondo. Seba, ti ha lasciato un campo libero là. Eri troppo avanti. Vantaggio della Gorgonia Delia in casa della Castelluccese. Prendiamola. Nel rinvio di Demiere, colpo di testa di D'Angelo. Ancora D'Angelo insiste. Terzo colpo di testa di fila, poi quasi spaccata a mandarla in avanti. Ottima la copertura di Villar. Santaguida. Cuccia dietro per Procida, arrivato in estate dal Marineo, lui come tanti altri giocatori di categoria superiore. Vitrano a puntare albanese, Vitrano verso il centro, c'è il tiro centrale per Demiere a darla subito. Ottimo l'intervento di Santaguida, ma c'è sempre Serio in mezzo a tre, se ne va molto bene. Ancora Serio, la pressione di Palazzo, scivolata da dietro a fermare Gioacchino Serio. Scivolata volontaria. Si è visto che si voleva fermare l'avversario in qualche modo. Gnassi, Villar, Serio. Pallone lungo in profondità, la scivolata ottima di D'Angelo. Santaguida, Paolo D'Amico, l'attacco da parte di Marrone. Giovanni D'Amico, il tocco di Valor, se ne va così. Marrone lungo la fascia del passaggio per Velardi. Velardi contro Palazzo, Velardi allarga. Valor può metterla in mezzo, risponde Paolo D'Amico a levarla via. L'ultimo tocco è di maglia blaugrana. Serio ancora da fuori stavolta, il tiro è storto, finisce
oltre il perimetro di gioco. Decisamente un'altra storia. L'occasione che ha avuto sullo 0-0, che ha sfiorato la traversa. Cuccia. Il tocco da parte di Franco Villar. Procida. Giro palla dell'Aspra, che in campionato proviene dalla vittoria in trasferta contro il Lascari Cefalù. Anche in quel caso D'Angelo provocò un fallo abbastanza discusso nel tempo di recupero. Non c'è stato nulla. Oggi l'ha pagata con il tocco di braccio che ha concesso il rigore al Geraci. Sebastiano, chiama anche Giovanni. Anche il Geraci viene da una vittoria contro il Lascari Cefalù, la squadra che praticamente è stata avversaria di queste due squadre che si stanno affrontando oggi. Finì 3-0, si giocò però a Geraci Siculo. È stata la terza vittoria di fila dopo Mistretta e Gioiosa. Sempre tanti gol, tra l'altro, a parte la sconfitta con la Super Giovane all'andata del primo turno di Coppa. Abbiamo detto dei 3 gol al Lascari, i 6 al Gioiosa, i 5 alla Super Giovane, ma in casa, al ritorno di Coppa del primo turno. Lì nel totale finì 5-5. Geraci è uscito per la regola della differenza reti, poi è stato ripescato come migliore perdente. 5 squadre hanno avuto questa fortuna. Geraci è stata una di queste, e poi i 4 al Mistretta alla prima del campionato di promozione di quest'anno. Per l'Aspera tanti gol anche all'inizio della stagione contro la città di Castellacci in Coppa. 6 anche alla Gorgonia, i 4 alla città di Castellaccia. Poi i gol fatti sono diventati di meno perché le sfide sono state con un coefficiente di difficoltà più alto. Infatti soltanto un gol nella sconfitta di Mistretta, uno anche contro Gioiosa e Lascari, poi 2 contro la Super Giovane di mercoledì. Coppa invece il Geraci ha pareggiato contro la Castelluccese, uno 0-0 che ha rimandato tutto alla sfida di ritorno programmata per il 26 di ottobre. Serio? Pallone girato, lo va a prendere Marrone. Pallone in avanti verso Velardi, nessun aggancio. La presa di Ferrara, incitato Claudio Velardi dalla gradinata, classe 2000. Attacco veramente giovane quello del Geraci, tocco con la mano di Palazzo non visto dall'arbitro. Palazzo che ha coperto con il corpo. Villar, Gonzalez, ancora Franco Villar, pallone che scorre, alla fine preso da Alessandro Cuccia, che nelle parti delle Madonie ci ha giocato l'anno scorso al Castellana in prima categoria. Ha affrontato dunque il Geraci in uno di quei derby tanto affascinanti di quella zona del Palermitano. L'anticipo di buon anno, ma c'è soltanto Chiazzese a far ripartire Serio. Avanza Serio in avanti verso Velardi, la protezione con il calcio di rigore dopo il contrasto con Procida. Nulla
secondo l'arbitro. Rimane a terra Velardi. Tutto ok per l'attaccante del Geraci. Intanto 1-1 tra Pro Falcone e Gioiosa. Derby messinese di questo turno di campionato. Buonanno. Scambia con Albeggiano. Procida. Davanti alla palla, in mezzo. Buonanno. Aveva chiesto palla, palo d'amico. Valor chiude. Nel lancio verso Giovanni D'Amico, evita serio Giovanni D'Amico, calcia da fuori, pallone alto. Iniziato intanto il secondo tempo di Super Giovane Castelbuono Sant'Angiolese. La giochi, Bacca! Spingi Totò, la seconda, Totò. Salta la seconda, la seconda. Il rinvio di Demiere. Palazzo vince il duello con Serio. Nel lancio di Pecoraro. La va a prendere Cuccia. Procida. Lancia in avanti il colpo di testa di Chiazzese. Santa Guida per Bonanno. Pallone di Santa Guida da dietro. Serio e la ruba. Trattenuta di Santa Guida. Il fallo commesso dal centrocampista dell'Aspra. Punizione già battuta, la risposta di Palo d'Amico Santa Guida. Palazzo cambia gioco, vuole Vitrano, Demiere. Non è che scorre in fascia. Arriva a Ferrara. D'Angelo. Albeggiano la prende in modo strano. Gnassi contro Santa Guida. Poi l'intervento di Chiaccese. Ehi, Cuccia. Così sopra Velardi. Punizione concessa all'Aspra. Ormai oltre la mezz'ora. Geraci sempre avanti. Il calcio di rigore di Velardi al 10°. E giro palla da parte dell'Aspra. Il recupero del Geraci, lancio lungo di Gonzalez verso Velardi. Pallone fuori. Davanti, chiudi il centrale. Claudio, Cuccia. Vitrano. La mantiene per sé, poi trova Marrone. C'è un colpo con la mano da parte del giocatore delle Geraci. Subito Vitrano prova a sgusciare mezzo a un paio di avversari. Punizione. Ne vuole 4 Demiere. Mirko,
deve andare sulla palla nelle punizioni. Hanno giocato facile. Indicazioni di Mirto a Marrone di andare a giocare il pallone negli sviluppi delle punizioni avversarie. Fischia l'arbitro, Palazzo a battere, parte lui sulla barriera. Coccia a riproporre, a cambiare gioco. Giovanni D'Amico stacca sì, ma fuori per nessuno. Se ti abbassi la prendi, Filippo. Vai, ce n'hai due. Pecoraro subito attaccato, lancio a cercare Marrone, c'è Paolo D'Amico contro Velardi, stava per scivolare Marrone nel recupero del Geraci. Velardi può andare lui, si accentra, Velardi calcia, Ferrara la rimane lì e poi se la prende. Conclusione forte, abbastanza centrale però il recupero di Serio su Paolo D'Amico, l'attacco di Giovanni D'Amico da dietro. Paolo D'Amico rimane a terra, poi Marrone fuori, bisogna fermare il gioco però. Prende la caviglia piena, il pallone manco lo vede. Stiamo lasciando la palla, dice Verde. Stiamo lasciando la palla. C'era. Pallone riconsegnato al Geraci. Vedute differenti tra arbitro e giocatori. Non la va a prendere qui Pecoraro, è rimessa aspra che si sbriga a battere Giovanni D'Amico verso Albeggiano, batte un po' male D'Amico, risposta di Pecoraro fuori. Dentro Nanni, non fuori, dentro Nanni. Rimessa lunga con la battuta da Paolo D'Amico, pallone in mezzo, non stacca Gnassi, la prende Santaguida, De Miere contro l'arrivo degli avversari, il rilancio lungo, colpo di testa di Procida, c'è però un battibecco tra Velardi ed Angelo. Paolo D'Amico a far scorrere il triangolo assieme a Giovanni D'Amico e Santaguida, non ha successo. Gonzalez, Villar, largo da Marrone, sale intanto Albanese, vuole il pallone, corre in fascia Albanese, prima di lui però c'è Cuccia, la protezione di Procida, poi a terra tutti e due e fallo da parte del terzino del Geraci. Paolo D'Amico, attacco di Serio, pallone mantenuto in campo, ancora Paolo D'Amico, la trattenuta da parte di Serio. Vincenzo! Raga, spiccate la palla, porco cane. Ammonito Serio per la trattenuta la maglia di Paolo D'Amico. Uno. Mamma mia. Claudio. Jack. Stringiti un po', Jack, stringiti. D'Angelo a battere. Va corto per Paolo D'Amico. Va lui al cross, pallone in mezzo al Beggiano, doppio colpo di testa. L'ultimo a levar via. Prova a ripartire Gonzalez, la recupera Santaguida, l'attacco di Gnassi. Santaguida
non passa Gonzalez a mandare Marrone, non la prende Cuccia di testa, riparte il Geraci. Marrone a puntare Cuccia, c'è Velardi, occhio a Serio, larga a sinistra, pallone girato per Gioacchino Serio, il tiro di Serio! Trova Ferrara più verso la sua sinistra e segna il gol del 2-0 per il Geraci. L'intuizione di Serio che ha trovato il varco disponibile, il raddoppio della squadra ospite. Gli applausi per Serio. Ferrara troppo verso la sua sinistra. Serio ne ha approfittato. Arriva così il gol numero 4 in stagione per Gioacchino Serio, che festeggia in questo modo il suo 29esimo compleanno. Con il gol, modo migliore non c'è. Colpo di testa di Giovanni D'Amico, Valor la alza, Santaguida ripropone ma non c'è nessuno. Serio, Santaguida il tocco, anche in questo caso non c'è nessuno ad andare avanti alla fine, lo lascia scorrere Filippo Pecoraro. Girati. Gnassi, Chiaccese lungo la fascia, Albanese verso Marrone, se la allunga contro la protezione però di Procida, se la va a prendere Procida, il lancio lungo, poi Chiaccese sopra Vitrano, Gnassi, attacco di Albegiano, Gnassi verso Marrone, l'aggancio, c'è Cuccia, poi Cuccia finisce giù, c'è il calcio di punizione per l'Aspra. Ultimi minuti per questo primo tempo, ormai meno di 5, con il Geraci avanti 2-0, il rigore di Velardi, il raddoppio di Serio. Ma con un cazzo, vai in mezzo! Santaguida lascia Giovanni D'Amico, adesso Paolo D'Amico si va dietro da Palazzo, pallone verso Vitrano, l'attacco di Albanese a fissare l'esterno dell'Aspra. Palazzo ce l'ha lui il pallone, poi viene fermato da Marrone, lanciato Velardi, intanto Velardi a puntare D'Angelo, le finte di Velardi, D'Angelo non lo fa passare. Santaguida mette fuori Serio che chiama la rimessa, non è così. Claudio, però con la testa. Palazzo, arriva Marrone a fermarlo, Serio. Gonzalez evita Bonanno, Marrone, Villar, ancora Marrone, Pecoraro alla fine gira da Bacari, Gnassi, Villar, Gonzalez, un po' in ritardo Bonanno, si va largo, Albanese cerca il cross, la rovesciata provata da Velardi, l'attacco di Valor a terra però. Paolo D'Amico, un po' stupito Mirto del fallo di Valor, del fallo in attacco. Ehi, in mezzo! Stringi, Jack, stringi! Vitrano, Centrale, Claudio! Eccola! gira il pallone l'Aspra, non sono arrivate vere e proprie occasioni verso la porta di Demiere in risposta ai gol subiti. Sali un po'! Jack, non ti stringere troppo! Franco! Ancora D'Angelo, alza lo sguardo, Paolo D'Amico, Bonanno, l'anticipo di Villar, falloso su Giovanni D'Amico.
Dai che è finita. A saltare. Al limite chi c'è. Wait. Pinto, vai là. Claudio. Jack, occhio. Pablo in uscita. Parte Bonanno, pallone che gira, De Miere. Il rinvio verso Marrone, pallone che rimbalza, colpito di testa. No, Marrone commette fallo su Paolo D'Amico, punizione già battuta. Palazzo largo da Vitrano, l'aggancio contro Chiazzese. Vitrano mette dentro la risposta di Ignasi. Fallo laterale. Uno di recupero che inizia in questo momento. Cuccia aspetta qualcuno. Scambio con Giovanni D'Amico. Cuccia evita Villar. Giovanni D'Amico un po' ostacolato. Si allarga Paolo D'Amico che riceve adesso. Paolo D'Amico guarda la profondità. Albeggiano, colpo di testa a sfiorare il gol dell'1-2. Salvatore Albeggiano sopra la traversa. L'occasione per l'Aspra. Non lasciare la porta. Nel finale di primo tempo poteva essere un segnale forte per gli avversari. Si resta così. Saltiamo, vai in mezzo. Stai là, Vaca! Fischia l'arbitro, finisce il primo tempo. C'è il Geraci in vantaggio 2-0, il rigore di Velardi. Al 10° il raddoppio di Serio. Al 40° approfittando di una posizione non perfetta da parte di Ferrara. Una bella partita, entrambe le squadre se la stanno giocando, ma c'è più ritmo da parte del Geraci. Nel frattempo D'Angelo è andato a parlare con qualcuno, con Lo Cicero. Nella panchina del Geraci l'arbitro è intervenuto subito a bloccare gli animi caldi, due che hanno tanta esperienza. Da una parte D'Angelo, dall'altra Lo Cicero. E ci ritroviamo tra meno di un quarto d'ora per la ripresa di Aspra Geraci 0-2. Al momento sarà un secondo tempo tutto da seguire. Conclusa la rifinitura, per il Catania è già tempo di pensare al Castrovillari, prossimo avversario domani alle 15 al Massimino. Mister Ferraro, quali le sue sensazioni in questo momento? No, le sensazioni sono molte positive, perché quando una squadra vince allora si lavora con più allegria e soprattutto con grande spirito di gruppo. Però bisogna resettare l'ultima lettura che abbiamo fatto, domani ci aspetta una partita difficile, perché qui il Castrovillari, una squadra che gioca bene, una squadra ben allenata, con giovani di valore. Sicuramente qui verranno qui a dire la loro e noi dobbiamo essere pronti a superare tutte le insidie della partita. Non sarà una partita facile, perché le partite facili non esistono in questo campionato. Ogni partita bisogna affrontare al massimo e poi accettare il risultato del campo, questo sicuramente. Quale atteggiamento si aspetta da parte del Castrovillari? Ma credo che il Castrovillari, dove tutte le squadre che ci affrontano, faranno la partita giusta che sia, una partita di cartella, una partita che si vogliono mettere in mostra, perché penso che sia giusto. È una squadra che viene da una sconfitta e sicuramente vuole fare punti qui a Catania. Per fare una partita agguerrita, con ritmi alti. È una squadra che ho visto un paio di partite, è una squadra che gioca bene, ha idee di calcio, ha i giovani valori,
c'è il play loro molto importante, cioè, ho visto una squadra che secondo me se non l'affrontiamo nella maniera giusta ce la vediamo difficile, questo sicuramente. Un pensiero per i tifosi, si annuncia un'affluenza addirittura superiore a quella registrata in occasione del match con San Luca. Vabbè, è inutile stare qui a Catania con questo pubblico, con questo entusiasmo che si sta creando. Davvero significa che noi dobbiamo fare qualcosa in più ogni domenica, anche se non ce l'abbiamo, bisogna tirarcelo da dentro di noi, dal cuore, dal fiato, perché con questo pubblico, con questa atmosfera è una cosa che ci inorgoglisce, dobbiamo essere sempre bravi noi a portare la nostra parte con i risultati e con le prestazioni, perché il pubblico è parte importante di questo progetto, come la società che ha fatto grossi investimenti e soprattutto nella ripartenza del Catania ha scelto tutti quanti noi, ma questa la loro scelta che ha fatto il vicepresidente Grella, il presidente in testa con il direttore Lanieri, noi dobbiamo essere bravi a mantenerci bene le nostre posizioni e soprattutto di dimostrare il nostro valore con i risultati del campo. Torniamo al campo e alle convocazioni, lei recupera De Luca e poi? No, recuperiamo De Luca, recuperiamo Russotto, diciamo che la squadra sta bene, c'ha voglia, come torno a dire ogni settimana, oggi il calcio è un po' cambiato perché ci sono 5 cambi della panchina che possono cambiare una squadra, per questo il progetto del Catania è un progetto di una rosa ampia e tutti i giocatori si devono sentire titolari di questa maglia e lo vedo negli occhi dei ragazzi, anche quelli che subentrano o quelli che giocano all'inizio oppure pure qualcuno che viene convocato che vogliono stare qui nel progetto del Catania, perché poi lo vedo negli allenamenti, nell'intensità, nella voglia, in questo clima bello che si sta creando intorno a noi, perché è un clima che lo stiamo creando dal 3 agosto e man mano vedo sempre che andiamo avanti sia come gruppo e sia come sensazioni di squadra. Considerata la fatica infrasettimanale, mercoledì contro la Vibonese, dobbiamo attenderci cambiamenti nella formazione iniziale oppure insomma è tutto resettato? No, diciamo che per quanto riguarda cambiamenti, la formazione che abbiamo scelto con la Vibonese hanno fatto bene, sicuramente qualcuno domani può entrare per dare fiato maggiore alla squadra, perché alla fine avere una rosa importante come noi ce l'abbiamo, con tanti calciatori, penso che sono tutti quanti utili, non è che gioca Jefferson o gioca Sarò, la differenza è tanta, alla fine siamo tutti quanti utili di questo progetto e bisogna sentirsi titolari, questo è quello che ci tengo a dire sempre, lo dico con i ragazzi, con il gruppo che abbiamo Palermo, abbiamo Ravisarda, abbiamo Giovinco, abbiamo De Luca, abbiamo Litteri, cioè abbiamo una scelta di tantissimi calciatori. Sono fortunato a allenare una rosa di così tanti calciatori, però dallo stesso tempo i ragazzi bisogna mettersi a disposizione, essere funzionali al progetto del Catania, perché è importante che il Catania arriva in Serie C con tutti quanti noi e ognuno di noi darà il proprio contributo, questo sicuramente. In molti hanno sottolineato la coralità offensiva del suo Catania, mister, ben 9 giocatori a segno, questo dato la inorgoglisce? Sì, mi fa stare bene perché alla fine è un po' quello che facciamo in settimana, la domenica man mano dopo un mese di lavoro si sta vedendo. In me insieme al mio staff quando si parla di una squadra si parla dei calciatori, poi bisogna guardare anche tutti quelli che lavoriamo dietro, no? Io come in testa come allenatore, poi ci sta Zeolo, ci sta Emanuele, ci sta il prof Gaetano, ci sta Tomei, il dei portieri, abbiamo il direttore Laneri che sta 24 ore su 24 con noi al campo, in più io e lui la sera poi ci fermiamo anche in albergo che parliamo sempre un po' sempre solo del Catania, per questo parlare sempre del Catania 24 ore su 24 diciamo noi ci inorgoglisce e bisogna dare soddisfazione alla società e ai tifosi che ogni domenica vengono qui ad incitarci. Tra l'altro anche l'Academy, infatti occhio qui al tiro in porta, c'è il gol di Messina, il Cus Palermo ne approfitta così con un pallone vagante, un rinvio, duelli vinti tutti. Parte la battuta, pallone in mezzo, colpo di testa, Barone, il pareggio del Ribolla con Barone, l'assist perfetto dalla bandierina, 1-1, esultanza anche alla CR7 per Barone, vitale
verso Messina, protegge contro Ferraro, ancora Messina con la sola, se la porta avanti, sterza su sinistra, un po' più di spazio, riesce a crossare, Ruffino non ci arriva, c'è il colpo di testa sul palo, in acrobazia c'è il gol, assurdo per come è arrivato quel tocco, la rete del Cus Palermo, tutti in campo al 93esimo, il 2-1 di Piazzese.
Secondo tempo di Aspra Geraci, quinta giornata dal girone B di promozione siciliana, 2-0 per gli ospiti, il rigore al 10° di Velardi, il raddoppio al 40° di Serio a decidere questo big match con l'Aspra in maglia giallo-verde. Si è presentato questo pomeriggio con Ferrara in porta, Paolo D'Amico, D'Angelo, Procida e Cuccia in difesa. A centrocampo, attenzione ad Albeggiano, c'è il tiro, la finta, la copertura in calcio d'angolo, occasionissima per Albeggiano che compone l'attacco assieme a Giovanni D'Amico e Vitrano. C'è stato però il fischio dell'arbitro ad interrompere tutto. Centrocampo giallo-verde con Santaguida, Palazzo e Bonanno per concludere un po' il quadro. Ancora l'Aspra che cerca di rispondere al Geraci, stavolta c'è il fischio contro la squadra di Mirto che oggi ha schierato una difesa 5 con Albanese, Chiazzese, Gnassi, Pecoraro e Valor. A centrocampo Serio, Villar e Gonzalez. In attacco Marrone e Velardi. Calcio di punizione per l'Aspra. Squadra che nel recupero del primo tempo ha sfiorato il gol dell'1-2 con Albeggiano di testa. È stata la prima vera occasione in risposta al doppio svantaggio. Palazzo batte, pallone sul secondo palo, non preso da Vitrano. Palazzo si va a lamentare con i suoi. C'è calcio d'angolo concesso dall'arbitro, tutto il Geraci a contestare la decisione dell'arbitro. Sembrava in scorrimento libero questo pallone. E allora la battuta dalla bandierina, pallone in mezzo. D'Angelo è stato lui a commettere il fallo del calcio di rigore, braccio largo. Ale, siamo messi male, Ale. Arbitro che va a parlare con Pecoraro. Chiamati a Totò, Ale. Un disaccordo con la decisione di poco fa. Aspra che aspetta di battere la rimessa laterale. Adesso è Bonanno a chiarire con Pavano di Enna. La battuta lunga, colpo di testa doppio, la presa di Demiere. C'è Mirto che invita al rinvio rapido, non è stato così. Cuccia liscio. Procida. Paolo D'Amico d'esterno a non trovare un compagno. Pecoraro, lo scambio con Marrone che gira largo per Serio, si accentra Serio, non c'è fallo di Palazzo, si continua. Santaguida se la alza con il tacco, prova a superare anche Gonzalez, c'è il fallo di Attilio Santaguida, punizione già battuta, gioca il Geraci, Albanese, cross profondo a cercare Marrone, la prende Ferrara. Cuccia un po' in difficoltà in questo inizio di ripresa. Bonanno 3, attorno a lui Cuccia verso Procida. Bonanno
verso il centro, Albegiano l'appoggio per Vitrano, Gnassi, non si passa con il gambiano. Marrone, Gonzalez verso il centro del campo, la girata di Villar con deviazione. C'è la posizione di fuorigioco, dato il tocco di una maglia ospite. Vitrano, pallone quasi in faccia, Marrone chiamato il mani a Cuccia. Cuccia, pallone toccato, anche in questo caso con il braccio, stavolta da Velardi. E rimessa aspra. Paolo D'Amico, passaggio un po' corto, va ad intervenire Valor, insiste, palla 2, Serio. Evita Santaguida, Serio a terra, cerca di rilanciare la difesa del Geraci. Ma c'è Palazzo, giocatore a terra, si continua il passaggio, Gnassi a spazzare. Aspra che cercherà in questo secondo tempo di segnare, un po' di risolvere questa partita. Cuccia a duello duro con Velardi. Si stanno giocando ovviamente anche le altre partite di campionato. 1-1 tra Pro Falcone e Gioiosa. Gorgogna Delia avanti a Castel di Lucio 2-1. Entra in vantaggio per 3-0 la super giovane Castelbuono contro la Sant'Angiolese. È iniziata invece San Fratello Mistretta alle ore 16. Cuccia, buon anno, pallone per Palazzo. D'Angelo verso Paolo D'Amico, cross in mezzo, Albegiano di testa, fuori di poco, altra chance per Albegiano, un po' allo stesso modo rispetto alla fine del primo tempo. Pallone a lato di Demiere. Vuole tornare al gol Albegiano, lui che ha deciso la sfida contro il Gioiosa. Sempre qui l'Aloisio di Misilmeri. Serio resiste gli attacchi avversari, poi l'Aspra lo ferma in modo regolare secondo l'arbitro. Avanza Paolo D'Amico, scambio con Giovanni D'Amico, ancora Paolo D'Amico largo per il fratello Giovanni, cross basso, non la prende nessuno. Vitrano, deviazione, c'è lì Albanese, la prende Procida, ancora l'Aspra che vuole sbrigarsi a produrre in proiezione offensiva. Lo testimoniano i passi rapidi del capitano Palazzo. D'Angelo a cambiare verso Cuccia, l'aggancio, poi va avanti, c'è il cross, deviazione, non c'è nulla secondo l'arbitro. Santaguida vuole il cross sul secondo palo verso Giovanni D'Amico, risposta di Valor. Serio, altro tocco, stavolta sì che c'è il fallo secondo l'arbitro da parte di Paolo D'Amico. Anche l'Aspra aveva reclamato tocco dubbio pochi secondi fa e pochi secondi prima rispetto al fallo adesso fischiato a Paolo D'Amico. Palazzo, c'è Marrone, voleva lo scambio con Velardi che si era allargato. Palazzo, il pallone girato verso Cuccia. Cuccia per Vitrano, solito cross, Gnassi, buco, poi Albegiano, il gol stavolta sì che c'è da parte di Salvo Albegiano. 1-2, accorcia l'Aspra.
Potrebbe adesso iniziare un'altra partita. Il gol di Alvegiano, ma soprattutto il liscio di Ignasi, che era stato praticamente perfetto nel primo tempo. La riapre l'Aspra, Vitrano, la scivolata di Chiazzese. Cuccia, Vitrano dietro, Palazzo non può calciare da fuori, poi allarga, non c'è nessuno tra Giovanni e Paolo D'Amico. E rimessa per il Geraci, che va a battere con Pablo Valor, ex Renato Cesarini, la squadra argentina in cui sono cresciuti campioni come Javier Mascherano, Martin De Michelis, Augusto Soleri, per fare qualche nome. Cuccia, altro colpo di testa voluto stavolta da Santaguida, che cade giù. Ignasi, scontro con Giovanni D'Amico, fallo laterale. Dubbi con la consegna del pallone, la battuta. L'Aspra voleva la rimessa, infatti Alvegiano va a parlare con l'arbitro. Una girata di serio, D'Angelo di testa, Procida. Vitrano, gli sta addosso Albanese. Con D'Angelo per Paolo D'Amico, non passa il pallone del terzino cresciuto tra Torino e Provercelli. Scivolo bene qua, scivolo bene. Vitrano a puntare Gonzalez, Bonanno, largo, Cuccia, il cross dentro, Ignasi verso Velardi contro Palazzo, riceve un colpo Palazzo, c'è il fallo fischiato dall'arbitro. Ale, mani dentro, tu fame a figlio. Paolo attaccato, Paolo. Punizione Aspra. La battuta nuovamente Palazzo. Pallone in avanti, colpo di testa Giovanni D'Amico sotto porta Vitrano, ma era fuori gioco. Altra grossa chance davanti alla porta per l'Aspra, ma anche in questo caso l'azione viene fermata giù. Villar è letteralmente girato il centrocampista del Geraci. Primi cambi della partita. Esce Velardi, l'autore del gol sul calcio di rigore. Al suo posto entra Murò. Esce anche Marrone, al suo posto D'Agostino, lui che questo campo lo conosce bene dato che è un ex Misilmeri. Attacco rinnovato dunque per il Geraci. Con gli ingressi di Murò e D'Agostino. Pallone uscito, rimessa per gli ospiti.
La protezione da parte di D'Agostino. Albanese cade giù, rimessa aspra. Procida, evita D'Agostino. Ancora Procida, rischiare un po', Cuccia, Bonanno. Arriva l'attacco di Villar. Il pallone ancora di Bonanno. Procida. Pallone per Cuccia. Il pallone viene preso da Vitrano. Vitrano ha davanti Albanese. Albegiano spalla alla porta, evita Gnassi, non del tutto, ancora Albegiano in area di rigore, evita il Gambiano, ancora Albegiano, palla dentro! Giovanni D'Amico si era tuffato per colpire di testa, non l'ha presa per pochissimo. Albegiano stavolta in versione assist man verso Giovanni D'Amico. Paolo D'Amico, rimessa lunga, la risposta di Pecoraro, pallone verso D'Agostino e da solo però salgono gli esterni del Geraci, un po' in ritardo. Qui la squadra dei Mirto. Con Giovanni Murò che è arrivato dopo sul pallone. Lui che grazie al Geraci, grazie tra virgolette, ha giocato per la prima volta in carriera in prima categoria, dato che è arrivato l'anno scorso. Cresciuto nel Villavate. Giovanni Murò. Bonanno vuole il cross, c'è Gnassi, ancora Bonanno, arriva, pallone che scorre nell'area piccola, raccolta adesso da Albegiano. Albegiano, pallone dietro, c'è Paolo D'Amico, finta il cross, adesso lo effettua e si trova davanti Serio. Pro Falcone in vantaggio intanto contro il Gioiosa, 2-1. Paolo D'Amico batte la rimessa, salta Palazzola, prende Vitrano, il tocco a respingere. Poi si spazza fuori il pallone per il Geraci, ma c'è Palazzo a terra. L'occasione per Antonino Vitrano. Si va con la rimessa laterale per l'Aspra. Vitrano protegge. Poi gira verso Paolo D'Amico. L'attacco di Serio, ruba il pallone, tutto regolare, si va avanti, campo aperto per il Geraci. Pallone in avanti per Murò, si inserisce D'Agostino, fa botte quasi con Cuccia, il pallone di Murò non passa, poi finisce giù dopo il contrasto con D'Angelo e soltanto rimessa laterale. Soltanto rimessa laterale. Dopo l'avanzata di Murò. Gioca l'Aspra, squadra che fino ad ora ha mantenuto il pallone in questo secondo tempo. Geraci che è andato in contropiede prima, adesso Gonzalez a lanciare D'Agostino, la presa di Ferrara. Paolo D'Amico, lungo linea, Giovanni D'Amico.
Pallone largo per Cuccia. Sale anche Vitrano, riceve adesso Vitrano, cross dentro, De Miere se la chiama. Il rinvio del portiere ex Mazzarese. C'è l'avanzata di Murò a essere furbo contro D'Angelo, non c'è nulla secondo l'arbitro. Murò e D'Angelo continuano a parlare, a stuzzicarsi. Intanto Gnassi di testa in calcio d'angolo. Che partita! Anche sotto il punto di vista nervoso tra le due squadre. Calcio d'angolo Aspra. La battuta di Vitrano, pallone in mezzo, Procida, centrale per De Miere. Nel frattempo è finale a Castelbuono, la super giovane ha vinto 5-0 contro la Sant'Angiolese. Prima sconfitta per la squadra della provincia di Messina dopo 4 pareggi su 4 partite giocate. Sale Cuccia, pallone verso Vitrano, solito aggancio, vuole superare Chiaccese. Giovanni D'Amico la tocca con la mano, dopo il rimbalzo finisce giù, calcio di punizione. Involontario il tocco di Giovanni D'Amico, il pallone gli è rimbalzato addosso. Punizione già battuta e invece no, infatti c'è ancora Capannello, cartellino giallo per Palazzo a causa delle proteste. L'arbitro gli dice basta. Ma per lui giocare alla distanza non l'ha chiamata. A me non mi fai se sono così. Se no non la gioco. Punizione nuova per i gialloverdi. Tre in barriera. Va Palazzo, secondo palo, colpo di testa largo di Vitrano. Prova a dare la carica, buon anno ai suoi. Sei partito. Colpo di testa di Serio, il passaggio in avanti per D'Agostino. Si inserisce Murò, D'Agostino prova a vincere il duello con Paolo D'Amico, ci riesce, D'Agostino in mezzo, largo, Procida. È finito intanto il primo tempo a San Fratello, 0-0 con il Mistretta. Sale Cuccia, pallone di Vitrano, largo Giovanni D'Amico, c'è un po' di spazio, se la porta sul sinistro, serie di finte morbide in avanti per Vitrano, controtempo. Va bene, dai, continua. Lascia scorrere Albanese. La palla. Tanto lui per sempre lo stesso. L'altro non si dice niente. Ma tutte le volte, signore! Oh! Tutte le volte! Il rinvio di De Miere, si prende qualche secondo in più. D'Agostino, largo, Serio. A puntare Palazzo, Serio in mezzo, secondo palo verso D'Agostino. Un po' troppo lungo il passaggio. Ma l'azione c'era per il Geraci. Procida, Cuccia.
spazza via per evitare pericoli. Santa Guida non c'è l'aggancio, c'è Villar su Albegiano, fallo. Uno. Giacomo. Giocabile, se no lo ammonisci. Cuccia verso Giovanni D'Amico, c'è prima di tutti Valor, l'aggancio di Santa Guida, pallone dietro per Angelo D'Angelo. Santa Guida a memoria, il pallone finisce fuori. Paolo D'Amico di testa, Valor finisce a terra, fallo sull'italo argentino. Classe 2003, Pablo Valor ha debuttato in campionato alla terza. Serio? Stava perdendo l'equilibrio, ancora Serio. Protegge il pallone contro Paolo D'Amico, arriva anche Giovanni. La rimessa è per il Geraci. Se la prende ovviamente comoda Serio per consegnare la rimessa a Valor. Si muove tanto Murò, arriva D'Agostino, riceve lui l'alzata, D'Agostino dietro, c'è il tiro al volo, finisce fuori l'opportunità per Villar. Palazzo arriva subito D'Agostino. Il lancio lungo Niassi, poi il passaggio fuori di D'Agostino. Cuccia, scambio con Procida, poi si va da D'Angelo, l'attacco di Murò. Paolo D'Amico stava effettuando il retropassaggio dietro, poi si è accorto della presenza avversaria. Vitrano cade giù senza fallo, secondo l'arbitro. Si lamenta la panchina dell'Aspra. Buon anno Giovanni D'Amico. Si gira sempre in fretta. Ancora Paolo D'Amico, il pallone passa, Giovanni largo, Santa Guida, cross dentro, non c'è nessuno a prenderla, Albanese via, Gonzalez. Ancora Gonzalez, la spinta di Paolo D'Amico, il duello con l'avversario. Fischio dell'arbitro per consegnare la battuta al Geraci. Terzo tempo provato da Murò. Alla fine la va a prendere D'Angelo di testa. Sebastiano. Vieni, Cuccia. Non ti fermare.
fare, Giacomo. Ancora Alessandro Cuccia a trovare D'Angelo. Vieni qua, Seba. Procida, l'attacco di D'Agostino. D'Angelo in avanti, Giovanni D'Amico di prima, lascia lì Palazzo, c'è l'anticipo da parte di Villar, avanti Muro, largo per Serio, con il pallone, Serio contro due, se ne va ancora Gioacchino Serio, il pallone esce però. L'anno scorso la Parmonval, Jack come viene chiamato. Siamo bassi! Siamo bassi! Ci arriva, no! Palazzo, Laspra insiste, Cuccia, Vitrano trova così il solito Villar, Procida, Palazzo, evita Villar, cerca il triangolo Laspra, Giovanni D'Amico, evita Serio, Bonanno, lascia lì corto per Paolo D'Amico, infatti Serio guadagna la rimessa. Cambio per l'Aspra, pronto ad entrare Giglio al posto di Paolo D'Amico. Esce dall'altro lato Paolo D'Amico, entra al suo posto Giglio, nelle Geraci invece Konate, pronto all'ingresso in campo. Alessandro pronto a scalare esterno A. Sì. Fuori Villar, anche lui all'uscita lato gradinata. Attilio, chiamatelo vicino. Vai. Entra Sheikh Konate, classe 96. Pallone girato a cercare D'Agostino, retropassaggio, Ferrara, il passaggio c'è per Procida con l'obiettivo di risolvere. Santa Guida lancia a cambiare tutto, Vitrano lascia lì Procida, Giglio, il nuovo entrato, protegge palla contro Gonzalez, lo sfida, poi vanno a terra tutti e due. Palazzo largo, c'è spazio, Bonanno, cross di prima, dentro arriva Giovanni D'Amico, un po' così con l'impatto. Un giocatore a terra, in area, gioco fermo. Non pigliamo, se pigliamo il contropiede è finita. Ma come rimanere a prendere? Sì, però stiamo a te. Intanto dialogo tra D'Angelo e Muro. Gli viene chiesto di lasciare stare l'avversario a Muro. Arbitro se li chiama tutti e due. La battuta per Mirko De Miere. Va a saltare Serio, la prende l'Aspra. Giovanni D'Amico contro la pressione di Giovanni Muro. Poi il tocco di Giovanni D'Amico, c'è il fallo. Tanto 4-4 tra Castellucese e Gorgonia Delia. 8 gol, partita stupenda al Berzot. Non c'è l'aggancio di Muro. Ultimi 10 per l'Aspra, che da un tempo
sta cercando di creare occasioni nella speranza di pareggiare questa partita. Gnassi verso Gonzalez, c'è il colpo di testa di Gio. Santaguida la gira verso Giovanni D'Amico. Santaguida lo segue, sull'esterno invece c'è il cross, Vitrano di mezzo, pallone sul secondo palo. Che brivido, con quel pallone morbido che non si è insaccato. Dai, continua tu! Totò, pronto a scivolare qua, tu! Sebastiano, occhio. D'Angelo di testa, risponde Valor. Serio, la tiene lì. Valor riesce a passarla, gli scambi di prima del Geraci, ferma tutto Palazzo. Cuccia, Procida, l'attacco da parte di D'Agostino, nessun fallo sull'attaccante del Geraci. Bonanno un po' chiuso, poi l'allarga con Conate davanti, l'arbitro ferma tutto. D'Agostino si rialza adesso. Albanese a riconsegnare il pallone all'Aspra. Gio la porta avanti anche con la suola. D'Angelo sbaglia il passaggio, c'è Serio. Geraci sempre in contropiede, Serio imbucata. D'Agostino davanti la porta, non sbaglia D'Agostino. 3-1 definitivo del Geraci, è chiuso il big match. Tutti ad abbracciare Giacomo D'Agostino, che in contropiede la fa finire qui. I cori da parte dei tifosi arrivati da Geraci Siculo. Il tris di D'Agostino, entrato dalla panchina, che fa 3-1. Dai! Angelo, dai te! Siamo in partita, siamo in partita! Rimessa a Geraci con il risultato che è cambiato, il gol di Giacomo D'Agostino. D'Angelo, Gio, colpo di testa di Bonanno, Conate, regolare. Avanza Serio, la trattenuta di Giovanni D'Amico, cartellino giallo per l'attaccante dell'Aspra. Che partita di Serio. Lui che è tornato quest'anno a Geraci dopo aver collezionato presenze su presenze, gol su gol ai tempi dell'eccellenza. Vitrano trova Albanese. Non dare segnalazioni attorno. Uomini, raga! Procida, Vitrano, pallone nuovamente per Procida, cross in mezzo, De Miere vicino alla traversa, si va ad insaccare lui, per quanto sia stato pericoloso quel pallone. Procida, ennesimo cross, Gnassi non la prende assieme ad Alvegiano, alla fine Serio.
Gonzalez chiede il cambio, sembra non farcela Valor. Pronto ad entrare Cigno al posto di Pablo Valor. Anche Demiere ha qualche problema dopo quel pallone smanacciato seguito al cross profondo dell'Aspra. Rosario! 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 Chi esce? Dai, mister, chi esce? Dai, chi? È a terra. Sta uscendo. Io da qua non posso prendere. Viene difficile. Esce qua. Entra Cigno al posto di Valor, si rialza intanto Demiere in porta. Valor che viene aiutato da Gonzalez. Entra dunque Mario Cigno, classe 2003, oggi che in campionato si è ritrovato a fare panchina per la prima volta, e che di solito è un titolare fisso. L'anno scorso al Castellano in prima categoria. Ha già giocato in promozione al Gangi, cresciuto anche lì calcisticamente. Occhiale! Prova il tacco serio, è fuori. Buono! Centrale! Centrale! Ultimi 3, più recupero di questa sfida. Tienilo là, tienilo là! Bravo! Santa Guida giù. Punizione per l'Aspra, che ci prova a fare il possibile per ridurre lo svantaggio, per sognare il pareggio in extremis. Ragazzi, sediamoci! Devi entrare, portiere. Non penso, Siediti, dai! Va Procida, pallone lungo verso la testa di Gio, che altissimo non è. Palazzo la lunga, esce Demiere contro Vitrano. Gli applausi per Demiere dalla gradinata. Palazzo ha appoggiato davanti serio a cambiare tutto. Questo era il desiderio verso D'Agostino, la presa di Ferrara. Ancora Muro! Avanza Cuccia. Giovanni D'Amico vince il rimpallo, va ancora avanti, evita Konate, c'è il fallo da parte di Sheikh Yusuf Konate. Calcio di punizione per l'Aspra. Tutti in linea. Sistemata la barriera da Demiere. Palazzo morbido, stacca così Pecoraro, poi una conclusione, questa qui di Cuccia, altissima. Quattro di recupero che iniziano tra 10 secondi.
chiede di salire ai suoi. Gnassi. Intanto c'è l'ammonizione per Demiere per perdita di tempo. Scontato il giallo da parte del portiere del Geraci. Serio verso Murò, l'aspetta assieme ad Angelo, colpiscono di testa entrambi, poi D'Angelo per Ferrara. Giacomo, vieni, Giacomo, vieni. Bravo Giacomo, vieni qua, vieni da me, Giacomo. Da me, Giacomo. Cuccia, Giovanni D'Amico fermato da Cigno, che ha preso il posto di Valor sulla fascia sinistra. Vieni da me, vieni qua. Sempre meno possibilità per l'Aspra invece. D'Angelo stacca Gnassi, la va a prendere così Serio, sale il Geraci, calcia da fuori Ferrara. Visto un po' il portiere fuori dai pali, Serio ci ha voluto provare. Ferrara che mercoledì ha subito un gol da centrocampo da parte della super giovane Castelbuono. Fallo su Sottaguida, calcio di punizione. Sulla palla, Muro. Sulla palla. Va Bonanno, pallone in mezzo, Gnassi di testa, arriva anche Konate a duello con Giovanni D'Amico, la sponda da parte di Murò per Serio, lancio lungo ancora una volta Ferrara. Ultimo minuto da giocare, anche meno. Possesso palla per l'Aspra, sempre il Geraci stare davanti. Fallo in attacco e punizione. Giacomo. Si cerca sempre Serio, l'aggancio perfetto, vuole cambiare, c'è Palazzo, pallone in avanti, c'è Murò, il tiro, il pallone che esce di poco, sul secondo palo c'era D'Agostino. Geraci vicino al 4-1. Vieni Giacomo. Non ti fermare Giacomo, vieni Giacomo. Santaguida, sponda di Procida, Gnassi di testa, Procida al volo, palo! L'ha scheggiato. Vinto, veloce. L'opportunità per Procida. Di testa Palazzo, l'alzata da parte di Gonzalez, ufficiale, 3-1 Geraci sull'Aspra e ci prende così la squadra di Mirto il primo posto del girone B di promozione. Il calcio di rigore trasformato da Velardi, il raddoppio di Serio, poi accorcia Alvegiano nel secondo tempo, il 3-1 definitivo di D'Agostino entrato dalla panchina. Una partita gestita benissimo con l'attacco di intensità nel primo tempo. Dopo il gol dell'Aspra c'è stata la gestione in difesa, la ripartenza in contropiede, testimonie il gol di D'Agostino, e c'è la corsa sotto la gradinata dei propri tifosi arrivati da Geraci Siculo. L'entusiasmo per il Geraci che si prende il primo posto in solitaria, 12 punti. Così arriva anche il sesto risultato utile di fila
la quinta vittoria in stagione, 12 punti che significano primo posto in solitaria. Adesso l'Aspra riposerà la prossima settimana, dunque ci sarà tanto tempo per ripartire, ma soprattutto questo qui è un colpo grosso, dato il momento di stallo. Aspra che tornerà a giocare in casa del Villarosa sabato 22, Geraci che affronterà il Villarosa lo stesso, però si parla della settimana prossima, domenica 16 alle 15:30. Geraci che così aumenta il proprio entusiasmo, Aspra che invece si ferma, squadra di Correnti non perdeva dalla sconfitta di Mistrettassì in casa, non lo faceva dal derby di Bagheria 5 mesi fa, 2-1, era la prima categoria. Geraci che invece continua a vincere in questo campionato, dà un segnale forte per dire chi è la capolista, per dare un po' le somme a questo inizio di stagione veramente perfetto, con altri 3 gol che si vanno a sommare. Le sentite? Le urla di gioia nello spogliatoio della squadra di Mirto. E tutto dal Giovanni Aloisio di Misilneri. Grazie dell'attenzione, un saluto da Salvo Geraci.